Io ero come te. Non so. Io ero come te. Senti, io ero come te. Ricco e arido. Pensavo solo al lavoro e a fare soldi. E come sei ridotto così? Vedi, caro signore, la ruota gira. Mi sono ritrovato solo d'altronde. E non avevo amici. E non facevo nulla per farlo. Ma hai visto solo perché di soldi? Soldi in prestito che puntualmente non tornano mai. Non sai quanto ti sbagli invece. Amico è colui che non ti giudica e ti sta accanto solo per il bene che ti vuole. Ma vuoi soldi, vero? Lo sapevo. No, assolutamente. Io non ho bisogno dei tuoi soldi. Ho già tutto quello che mi serve. Ho l'amore di Dio e di tutte le persone caritatevoli. Guarda questo panino. Me l'ho portato il calzolaio. Lui che non ha nemmeno i soldi per il panettone. Allora perché te l'ha dato? Che è stupido. Non capisci, vero? Le persone che vedono come ti vuole non si pongono il problema. Se hanno anche una sola cosa, la condividono con chi non ha nemmeno quella. Scusa, devo andare un attimo. Ma dove devi andare? Fermati! La tua vita è arida. Per paura di perdere le cose materiali, hai perso la cosa più importante, la capacità di amare. Ma non si può manca nulla da amare. Come no? Guarda me! Non posseggo nulla, ma ho tutto. Che puoi dire? Vedi, caro signore, da quanto tempo non vedi l'azzurro del cielo, il blu del mare, il sorriso di un bambino, lo sguardo confortante di un anziano? Beh, vedi, caro signore, tutte queste cose io riesco di nuovo a vederle. Ma io credevo... A niente credere. Ricordati che non è niente credere alle cose materiali. Devi credere invece che lassù c'è qualcuno che ti ama, ma per capirlo devi aprire il tuo cuore. Devi aprire il tuo cuore. Devo aprire il mio cuore. Oh
vabbè, accanto mi c'è niente, costano che sai, però... Ma no, no, cavaliere, basta, niente tutto ciò. Basta che allegate il suo cuore, perché è così che il Signore ci parla. E questa è la cosa giusta da fare.